L'opera letteraria Lontane dalle procelle del mondo di Francesca Patti è il riscatto alle invisibili della storia. L'autrice trasforma un'indagine scientifica in racconti di vite e lo fa, da diligente ricercatrice, estraendo i dati che ottiene dall'attenta lettura di antichi documenti dell'allora Girgenti. Un lavoro pregevole e certosino, testimoniato da un appendice documentale di grande valore che rappresenta come il cuore dell'opera sia proprio frutto del meticoloso lavoro di ricerca storica condotto interrogando e sfogliando polverosi faldoni e documenti inediti per ricostruire le dinamiche interne agli istituti di assistenza. Attraverso l'analisi di statuti e registri, l'autrice trasforma la fredda carta d'archivio in carne e sospiri, svelando come la carità proteggesse attraverso il silenzio e la clausura. Un potente documento sulla condizione femminile, serbata con paziente sottomissione e sulla sopportazione di chi ha cercato un riscatto tra le mura di quegli istituti. L'opera si configura come un atto di giustizia tardiva, frutto della sensibilità e del profondo spessore culturale di Francesca Patti. La scrittrice marca abilmente come una grande parte della storia delle donne sia nel tempo stata caratterizzata dal silenzio e dalla rassegnazione e lo fa contestualizzando e disegnando le emergenze sociali e morali di un'epoca, sogni recisi, identità sbiadite e il peso dell'essere relegate al ruolo di invisibili. Eppure, tra quelle righe cariche di dolore, emerge oggi il battito di una dignità mai del tutto domata. Lontane dalle procelle del mondo è marcatamente un forte momento di impegno, un appello velato ad un'attuale riflessione sul silenzio e la sopportazione delle donne nel tempo e che anche adesso esiste e non si smorza e continua ad imporsi come carattere distintivo di un genere che deve invece invertire la rotta, trasformando il naufragio solitario della solitudine ed impotenza in un coro di libertà che sfidi i secoli.